Don Marco Cagol, delegato vescovile per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Padova. Ai primi di ottobre riparte l'anno formativo della scuola di formazione all'impegno sociale e politico. Qual è il tema di questo anno e a chi si rivolge la scuola? Allora, il tema di quest'anno è cittadini nell'Europa e nel mondo. Questo è un po' il titolo dell'anno e che poi si prolungherà anche per più di un anno. L'idea è quella di pensarsi, di recuperare questa dimensione, diciamo, allargata di cittadinanza, di essere cittadini certamente nel mondo, ma in modo particolare per noi italiani proprio a livello di Europa. Lo spunto nasce da un fatto anche particolare, ma poi comunque da una prospettiva che come cristiani, come anche realtà ecclesiale, riteniamo comunque necessaria e doverosa, e cioè il fatto è l'assegnazione del premio Nobel che l'anno scorso è stato fatto all'Unione Europea, e Nobel per la pace, e il secondo aspetto appunto è comunque questa idea che come diciamo cristiani il sentirsi cittadini non solo della propria nazione, della propria patria, ma di un orizzonte allargato è comunque una prospettiva che sta nel cuore della visione cristiana di rapporti sociali e anche della stessa globalizzazione, con una visione che si radica nella Caritas in Veritate, la quale parla appunto della necessità di far sì che tutte le strutture sociali, la vita sociale, la vita economica, la vita politica concorrano all'unità della famiglia umana. Ecco, sicuramente il livello per noi più immediato è quello dell'Europa. Poi c'è una storia, ecco, anche molto lunga, che ormai caratterizza la nostra relazione con l'Europa. È una storia che forse in questo momento è anche un po' in difficoltà, nel senso che l'Europa viene vista da un lato come un'opportunità, però forse sempre meno viene vista di più come una minaccia, come un vincolo, come un ostacolo, anche come l'origine di tanti mali. Ecco, noi su questo vogliamo dire che vogliamo provare a esplorare questo terreno per capire se effettivamente è così. Noi riteniamo che non sia così, riteniamo che comunque sia un'opportunità per ragioni di vario genere, ecco, sia nel convegno che faremo, ma anche poi in alcuni incontri durante la scuola proveremo ad approfondire questo aspetto. Tra l'altro noi dicendo Europa non diciamo solo Unione Europea, ma vogliamo ancora di più allargarci, cioè a una visione ancora più ampia, tant'è che uno dei relatori del convegno sarà Monsignor Aldo Giordano, che è l'osservatore della Santa Sede non all'Unione Europea, ma al Consiglio d'Europa, che è un organismo più ampio che raccoglie più paesi dell'Unione Europea. Ecco, il convegno di cui parla, quello del 9 novembre, è un po' il punto centrale di tutta questa riflessione e viene organizzato anche quest'anno insieme all'etichetta, diciamo, Openfield. È il secondo anno in cui la Scuola di Formazione Sociopolitica e Openfield si uniscono in un progetto comune. Certo. Ecco, questo appuntamento è ovviamente per il grande pubblico. Oltre a Monsignor Giordano, che altre presenze avremo? Sì, intanto una parola sul fatto che è il secondo anno che lo facciamo insieme alle associazioni. È stata una sfida quella dell'anno scorso, dire raccogliamo tutte le potenzialità anche del mondo ecclesiale, sia la scuola che l'associazionismo, e offriamo una giornata al grande pubblico di riflessione su temi che ci stanno a cuore. La giornata dell'anno scorso è stata particolarmente intensa e anche positiva, sulla quale abbiamo anche riflettuto poi nel corso dell'anno, quindi abbiamo inteso ripetere l'esperienza proprio col concorso cordiale e anche proprio fattivo di tutte queste realtà. E noi abbiamo appunto invitato Monsignor Giordano e poi vogliamo così vivere un momento di dialogo tra due protagonisti della vita politica nazionale, che però in questo momento non sono, diciamo così, preda di problemi dell'attualità, perché lo sono stati più magari negli anni passati, e cioè Pierluigi Castagnetti, che è stato anche vicepresidente della Camera, veniva dalla tradizione della Margherita, e adesso è nel PD, però insomma è un come dire, un saggio, ecco, se vogliamo così, del partito e di quella tradizione politica. E poi Gabriele Albertini, già sindaco di Milano e anche lui europarlamentare, anche lui una figura insomma che può dirci qualcosa sulle possibilità. Tra l'altro ci piace l'idea che Gabriele Albertini abbia convissuto per diverso tempo col Cardinal Martini, del quale ecco, sappiamo anche questa grande spinta che diede anche dal punto di vista ecclesiale
alla prospettiva europea. Abbiamo anche così recuperato una vecchia pubblicazione che pubblica una serie di discorsi del Cardinal Martini proprio sullo spirito che dovrebbe animare l'Europa, con una prefazione anche di Mario Monti, che allora era così impegnato certamente nell'agone politico. E, ecco, poi nel pomeriggio, poi ci sarà ovviamente l'intervento di Monsignor Antonio Mattiazzo, il vescovo, che farà il suo intervento e darà anche gli attestati di frequenza a coloro che hanno concluso il biennio. Nel pomeriggio, una cosa un po' originale, le associazioni hanno invitato membri di associazioni affini di diversi paesi europei. Abbiamo già l'adesione delle ACLI del Belgio, dell'Azione Cattolica della Romania, e verrà instaurato un dialogo moderato da un giornalista che è legato al movimento dei focolari, che anche porta così la sua sensibilità verso l'unità, verso questo allargamento anche di orizzonti, così verso una unità della famiglia umana. Ecco, questo un pochino. Stiamo prendendo contatti con il direttore del Regno, se potrà essere lui che modera il dialogo tra Albertini e Castagnetti. Ecco, proprio in questi giorni anche Papa Francesco è intervenuto sul tema cristiani cattolici in politica e ha usato un termine molto interessante, impicciatevi di politica in qualche modo, cioè ha chiesto a chi è, anche al credente, insomma, di essere parte attiva della società civile. È una provocazione importante che comunque la scuola sociopolitica ha sempre sposato in questi 26 anni. Sì, non è nuova nella Chiesa, perché da sempre, anche Papa Benedetto l'ha detto tante volte, ci vuole una nuova generazione di cattolici in politica, eccetera, eccetera. Però sicuramente dire questa parola, impicciatevi, in qualche modo, come dire, è quasi intrigante, no? Impicciarsi vuol dire proprio andare dentro, sporcarsi le mani, a volte farsi anche male, nel senso, a volte anche rischiare di sbagliare, cioè, ecco, il Papa mi sembra che su tutti i versanti ci dica un po' che preferisce una chiesa incidentata e che però entra dappertutto, ecco, lui lo fa come pastore, però non è che possono solo i pastori entrare così dove ci sono i problemi, eccetera, per un impegno di tipo pastorale. Ci vuole anche proprio l'impegno del laicato, perché anche attraverso l'impegno dei laici si gioca la missione della Chiesa, e quindi in qualche modo questo invito a me suona molto bene. Ecco, certamente poi, ripeto, la parola mi piace perché è quasi se dicesse non abbiate paura di rischiare, a volte anche di sbagliare, anche di essere criticati, sì, a volte di ammaccarvi un pochino, ecco. E non pensate a un cristianesimo puro, ma il cristianesimo è qualcosa che si sporca le mani, che si impasta, ecco, e la partita politica, tra l'altro, oggi è una delle grandi carenze del nostro paese, e noi vediamo come funziona oggi la politica, però ovviamente per noi è importante questo tema, questo appello, perché comunque poi ci rimanda anche al fatto che per impicciarsi di politica però bisogna formarsi, bisogna essere formati, e non per nulla la diocesi, appunto, da 26 anni promuove questa scuola. Ci tengo anche a precisare che la scuola non è rivolta solo a coloro, mi aveva chiesto prima dei destinatari, non è rivolta solo a coloro che vogliono impegnarsi in politica, ma anche che vogliono assumere una maggiore consapevolezza nel loro essere cittadini, nel loro essere elettori, nel loro essere consumatori, lavoratori, oppure che vogliono impegnarsi nella società civile, nel volontariato, nell'impresa, cioè il target, i destinatari è molto ampio. Sicuramente vengono anche persone che poi hanno questo desiderio di mettere a servizio la propria persona per il bene comune attraverso l'impegno politico.